Il corpo umano non può essere considerato solo come un complesso di tessuti, organi e funzioni, ma è parte costitutiva della persona che attraverso di esso si manifesta e si esprime. Nella decisione di offrire senza ricompensa una parte del proprio corpo per la salute e il benessere di un'altra persona risiede la nobiltà del gesto che si configura come un autentico atto d'amore. Queste sono alcune riflessioni che in vita San Giovanni Paolo II faceva sulla donazione degli organi. Atti d'amore li chiamava il Papa Santo e di cui sono consapevoli le migliaia di persone che continuano a vivere grazie alla volontà di chi purtroppo non ce l'ha fatta. La vita è il dono dei genitori ai figli e come tale si presume che si tratti di un regalo universale. Questo però probabilmente non vale per le persone che hanno ricevuto organi, tessuti o cellule. Per loro infatti si tratta di un ritorno alla vita e dell'inizio di un nuovo percorso. Dell'importanza della donazione degli organi e della necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato tema si è parlato sabato scorso al Castello Chiaramonte di Favara nell'incontro promosso dalla locale sezione AIDO Nunzio Papa in collaborazione con la Confraternita Misericordia. Presenti all'incontro, tra gli altri, anche il presidente provinciale di Agrigento dell'Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e Cellule Paola Pisciotta, il coordinatore provinciale del Centro Regionale Trapianti dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dottor Alfonso Palillo, e il dottor Antonio Liotta, già responsabile AIDO, associazione che a Favara è presente da oltre 25 anni. Tramite il nostro concorso è stato adattato proprio a misura su tutte le scuole, in quanto abbiamo selezionato i 3 premi in settori sia superiori, medie e anche elementari. Sono stato sinceramente sorpreso dalla massiccia partecipazione pure dell'ANVAS, cui i ragazzi hanno espresso molto praticamente sulla donazione e questo mi dà tanta gratifica sinceramente. Vorrei parlare un po' del nostro obiettivo. Io vorrei togliere questo nostro sud come fanalino di coda, vorrei parlare tanto di una provincia e proprio portarle ai livelli, non dico ai primi gradini, ma almeno quelli di centro, un medio proprio provinciale, statisticamente nazionale, e questo ci dà tanto da fare e dobbiamo con questo essere presenti in tutto e per tutto, in tutte le attività giovanili presenti sul territorio. Particolarmente emozionante è stato il ricordo di Nunzio Papa, ragazzo palermitano scomparso nel 2009 a soli 19 anni e il cui fegato ha dato nuova speranza al favarese Giuseppe Vitello, a cui è stata consegnata una targa ricordo. L'occasione è servita anche a premiare gli studenti favaresi che hanno partecipato al primo concorso di disegno Il valore della vita, rassegna che ha visto protagonisti anche i ragazzi della locale sezione ANFAS. Tra i giurati del concorso anche gli artisti Vincenzo Patti e Carmelo Vaccaro. La giornata di sensibilizzazione alla donazione degli organi a Favara si è chiusa sabato sera in piazza Cavour con la musica offerta dalla locale Confraternita Misericordia di cui Adriano Varisano è il governatore. Prosegue la collaborazione tra Misericordia e AIDO. Sì, prosegue nei migliori dei modi perché, come avevamo promesso alla cittadinanza, l'AIDO e la Misericordia collaborano con le iniziative nel paese di solidarietà nei confronti delle persone svantaggiate e quindi sabato abbiamo fatto questa bellissima manifestazione ben riuscita dove ha avuto poi un seguito in piazza Cavour con l'adesione all'AIDO, appunto all'Associazione Italiana Donatori Organi, e abbiamo divulgato il 5 per 1000 della Misericordia di Favara. È una grande festa per Favara, per l'AIDO e per tutti i partecipanti che hanno dato veramente con grande senso di volontariato e presenza farci dare onore a questa nostra iniziativa. Iniziativa che vuole sempre più sensibilizzare innanzitutto i giovani, l'abbiamo visto con questo concorso di pittura, ma anche molta gente che sconosce veramente questo problema e che ci ha dato modo nel tempo e noi lo vediamo con le iscrizioni per la donazione degli organi da viventi, che è la cosa più
bella che l'uomo può fare in vita per già dare un segnale quando verrà la morte, a chi donare gli organi agli altri. Ricordiamo che ogni domenica dalle ore 9.30 sino alle 12.30 e il lunedì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 19.30 è possibile, rispettivamente presso la sede di via 4 novembre e via De Gasperi, esprimere la propria volontà a donare gli organi e ricevere tutte le informazioni sull'argomento.